La maggior parte dei sacerdoti che hanno raggiunto importanti traguardi nella diocesi di Agrigento hanno origini cammaratesi e sangiovannesi. Nessuno però è arrivato così in alto come Don Baldo Reina, che lasciata Agrigento, dove tra l'altro ha retto il seminario arcivescovile, è stato nominato vescovo ausiliare di Roma e da qualche giorno vicario generale di Papa Francesco. Monsignor Reina, prima di esercitare le nuove funzioni, aveva ricevuto l'incarico di vice gerente della diocesi di Roma. Un bel traguardo in pochissimo tempo, insomma, che lo pone al primo posto della classifica che riguarda proprio i presbiteri originari della zona montana dell'Agrigentino, dei quali una figura illustre è sicuramente quella di Domenico De Gregorio, definito dall'arcivescovo Carmelo Ferraro perla della Chiesa agrigentina. Monsignor De Gregorio è ricordato come scrittore, storico, giornalista e poeta e come direttore per 25 anni del settimanale diocesano L'Amico del Popolo. Di Cammarata e di San Giovanni Gemini sono stati diversi direttori della radio diocesana Concordia, a cominciare dal primo direttore, il sangiovannese Don Gaspare Scrudato, al quale è subentrato Monsignor Lucio Ligregni di Cammarata, che ebbe altri importanti incarichi in ambito diocesano, come il rettorato del santuario di San Calogero e la direzione dell'Istituto diocesano per la pastorale scolastica. È stato Ligregni a coordinare il comitato in preparazione della visita ad Agrigento di Giovanni Paolo II. Altro direttore sangiovannese di Radio Concordia è stato Monsignor Giuseppe Traina. È durato invece un anno l'incarico per il cammaratese Vincenzo Lompino. Ma c'è un sacerdote originario della zona montana dell'Agrigentino che merita di essere ricordato. Si tratta di Monsignor Salvatore Russotto, segretario di due vescovi, Giuseppe Petralia e Luigi Bomarito. Padre Russotto è stato anche parroco della cattedrale di San Gerlando e presidente dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Con lui è nata la parrocchia del quartiere di Fontanelle, dove Monsignor Russotto è stato parroco per 25 anni. Parliamo di un sacerdote che vive, così come gli altri che non ci sono più, nel ricordo dei fedeli.